Cala la microcriminalità, ma Padova e il Veneto devono fare i conti con il fenomeno sempre più diffuso delle infiltrazioni mafiose che minacciano il tessuto economico del nostro territorio. Lo raccontano le numerose operazioni portate a termine dai carabinieri che hanno sgominato bande radicate nelle nostre province legate ad organizzazioni criminali. Lo scorso marzo venne decapitata la base padovana della cosca 'ndranghetista del Grande Aracri, originaria del Crotonese. Che dobbiamo salvaguardare il tessuto economico e sociale del Veneto, che è uno dei motori principali dell'economia italiana, ma per poter assicurare lo sviluppo, la tranquillità e la sicurezza delle persone bisogna anche assicurare la sicurezza economica e la difesa delle imprese piccole, medie, grandi, dei commercianti, di tutte le attività economiche è fondamentale per questo concetto di sicurezza. L'attenzione dei carabinieri però è concentrata anche sugli anziani, sulle violenze domestiche, sui reati predatori che comunque sono in calo del 15-20% in tutta la regione. L'80% dei reati infatti vengono denunciati ai militari dell'Arma. Per quanto riguarda la provincia di Padova, calano rapine e furti a fronte di un aumento degli arresti del 20% per borseggi e taccheggi nei negozi. L'impegno soprattutto sul fronte della protezione degli anziani soli e delle donne vittime di violenza tra le mura domestiche. Grazie alla presenza capillare sul territorio, i carabinieri sono diventati punti di riferimento per le donne vestate da compagni e mariti. In aumento invece truffe, specialmente quelle telematiche. Quanto riguarda i furti e le rapine abbiamo una regressione anche consistente, con un numero degli arresti. È drammatico l'aumento delle truffe informatiche, delle truffe agli anziani, quindi significa che dobbiamo riprendere in mano quello che è il controllo della prevenzione per quanto riguarda gli acquisti facili sul web, quelle che sono anche, e lì un'attenzione per i giovani, gli incontri sul web, quello che è il settore relativo alle assicurazioni, alla vendita di prodotti